insomma, prima che inizio io, tocca a me così per sorte di ringraziare i presenti, no? Quindi diciamo, grazie per aver avuto fiducia in noi, essere venuti. Per quanto riguarda la poesia, io volevo dire questo, che diciamo, vabbè, la poesia, a differenza della prosa, ha molte differenze. Comunque, a differenza della prosa letteraria, no? Nella quale l'autore può riversare i propri sentimenti sui personaggi che calcano la scena come maschere teatrali, no? La poesia invece è un'espressione creativa che emerge a volte senza intermediari, dalle emozioni del labirinto dell'esistenza, come viene chiamata da Manganelli, poi da Manganelli, la vita, insomma, no? Quindi diciamo che in qualche modo anche i miei movimenti poetici nascono dalla mia emozione rispetto alla complessità della vita. E quindi vorrei fermare di presentare i miei testi, cioè non vorrei spiegare mano a mano in che momento mi trovo quando ho scritto e cosa significa, perché io penso che quando la poesia si mette in comune, si condivide, più che le emozioni di chi scrive, si debba riempire, credo, con le emozioni di chi ascolta, che attraverso le parole può provare delle emozioni. Ora, naturalmente, è chiaro che questo è un incantesimo, che non sempre si verifica, però quando diciamo c'è quando anche qualche verso riesce a risvegliare chi ascolta o chi legge un flusso di memoria, secondo me è un buon risultato, perché in qualche modo uno degli obiettivi della poesia è raggiunto, cioè quello di farla uscire, secondo me, di farla uscire dal limbo della stanza di chi scrive per metterla a disposizione degli altri attraverso la lettura, la pubblicazione anche. No? E quindi questo era, quindi non presenterò, andrò avanti con la lettura una pressa all'altra, ci alterneremo, ci alterneremo. Dunque, la prima che leggo è Carnevale, è una manciata di coriandoli contro il sole, li vedi contro luce, si spargono nell'aria, sagome colorate impazzite, volteggiano alate al ritmo del vento. Una manciata di coriandoli sul volto, acre profumo di carta, qualcuno nei capelli, si infilano negli abiti, si ammassano, precipitano al suolo. Una manciata di coriandoli, l'amore. La tentina. Ho gli occhi che credevo spenti dalla folla, aperti su una donna. Sta seduta su una panchina e fruga vorace tra le sue cose sentate in una busta stretta tra le ginocchia. Guardo indietro alla periferia romana degli anni '70. Su un lembo di terra abbandonata, ad una baracca se ne aggiungeva un'altra ancora. Capitava anche a me, ai tempi delle medie, che la curiosità mi portasse a disobbedire, prendendo la scorciatoia tra le casette del borghetto. Sulla stradina sterrata seguivo un filo tra due pali, con panni stesi ad asciugare all'aria di caffè, sugo, fogna, bruciato. Eccola, seduta sui mattoni, davanti alla casetta di Corradini e la miera con la tendina rosa richiamata a fiori sulla finestra del giardino. Lei, coi bigodini in testa e il ventre sempre gonfio, la tazzina di caffè e la sigaretta appassita tra le dita. La donna col zinale indosso, che cavava cicoria nella bagnarola di plastica sbiadita. La madre del ricetto rosso, coi glutei e i piedi a terra, tra le biglie di vetro colorate. Ricordo un giorno che era vietato uscire.
Le finestre non si dovevano aprire. Dal tetto del palazzo di fronte, filtrato dai vetri socchiusi della mia cameretta, ho visto una nuvola levarsi e disperdere un acido odore. Poi, la sera, sullo schermo grigio dei grandi in salotto, ho visto un'immagine di guerra e riascoltato i suoni della mattina. Ho gli occhi, che credevo chiusi dalla vita, aperti su quel giorno senza scuola, per lo sgombro del borghetto. Guardo la donna sulla panchina sfilare dalla busta una tendina. Non guardo. Vai. Sì, si sente. Allora, tra qualche giorno, diciamo che per la religione cristiana nascerà il bambino più famoso del mondo, quasi, Yoshua, cioè quello che chiamiamo Gesù bambino, piccino, perciò. E sappiamo che questo bambino nascerà e anche che morirà poi in un modo abbastanza atroce. E il pensiero a me è andato non tanto a lui, che è da quando sono nata, che ne parlano, la Chiesa, l'accademismo, ce ne fanno una testa tante, ma più che lui a sua madre che lo vedrà morire sotto i suoi occhi, come tanti genitori succede purtroppo che vedono morire i propri figli. E quindi la mia poesia si intitola I gesti più umani. I piedi pesanti, trascini veloci. Lo sguardo è di marmo, impietrito, sbarrato. Lo cerchi smarrita in un'onda di voci, lo trovi su in alto, nel legno inchiodato. Si stringe lo stomaco, il dolore è contorto, e lì ti stupisci guardando tuo figlio. Sentirlo parlare, credendolo morto, ascolti incantata il suo dolce bisbiglio. Donna, questo è tuo figlio. Dall'alto udisti e non ti accorgesti che proprio al tuo lato, oltre le donne, gli ebrei mai visti, c'era Giovanni, il discepolo amato. Con gli occhi chiusi tuo figlio si volta e verso Giovanni il suo sguardo si arresta. Pronuncia parole che il tuo cuore ascolta. Ecco Giovanni, tua madre è questa. Ormai soffocata finisce la vita. Il tuo corpo trema avvolto nei panni e grida il tuo cuore di pena infinita. Rivoglio mio figlio, non voglio Giovanni. I soldati, il suo corpo lo fanno calare. Correndo da lui arrivi sconvolta. Desideri solo poterlo abbracciare, toccare la sua carne per l'ultima volta. Baciargli le labbra, la barba, la fronte scoperta. Non è del Signore che cerchi la mano, trafitta da un chiodo di sangue coperta, ma del tuo primo amore, del tuo figlio umano. Ti spia il Signore da mondi lontani, perplesso si chiede se vale la pena vedere sua madre nei gesti più umani, saperla attaccata alla vita del bene. Da un posto lontano il Signore ti osserva, che bagni di lacrime amare suo figlio. La lasci morir di dolore la sua serva, la vede soffrir senza battere ciglia. D'un tratto ti svegli e ti trovi da sola e cerchi il suo viso di circa 30 anni. Nessuno ti aiuta, né odi parola,
attorno ti giri, c'è solo Giovanni. Mi sentite così? Meglio? Allora, questa poesia si intitola Orizzonte e è anche questa metafora, in qualche modo, anche se descrive un paesaggio, diciamo. Pozza d'acqua accaldata, quando il tempo si arresta in attesa, stimolano ottusi pensieri di madito afrore, come la morsa di antico serpente avvinghiato sul petto, abbacinati scogli di pomeriggi estivi, bruciano nudi i piedi in cerca di ristoro che fugge sulla pietra. Il mare aperto invece il mondo intero bagna, l'orizzonte tiene lontano e apre a promesse di grandiosi percorsi e di operosi intenti, fastosi velieri di carta stagnola e di soldi, impennati a distanza, un'ombra sul sole al tramonto, ed acqua schiumosa che solca la vita e squittisce con l'onda. Tra le ombre. Chi sei tu, donna? Appassita nel lontano presente, celato nel falotto spinto tra l'invisibile folla, con lo sguardo spento nei tuoi passi mossi su pietre ordinate. Chi sei tu, donna? Accasciata sulle fragili ossa, piegate alla fatica gridata nei sordi lamenti, con gli occhi annegati nelle ombre gettate ai tuoi piedi. Chi sei tu, donna? Indifferente alla sete d'amore, urlata sulla pelle, nutrita da scaglie di sole, con i capelli abbandonati sul volto, sottratto al tuo giorno. Sei tu, donna, sei due vite fuse dal tempo, sei la luce che resta, sei solitudine. Non voglio bambini. In tanti momenti della mia giornata rimango perplessa e attonita guardo l'infanzia del mondo pubblicizzata con triste disprezzo che stolgo lo sguardo. Di fotomodelli ne è pieno il mondo. Non vedi che soffre il bimbo africano? Non è come il tuo qua fuori il tonto, nudo, piangente, non ha niente in mano. Perché non ti privi dei tuoi risparmi e doni a chi ha solo ossa e speranza? Giuriamo di non comprarci le armi, dacci i tuoi soldi, ma ovviamente a distanza. Di quel naufragio, l'unica in vita, quella bambina, aguzza la vista, guardala bene, sconvolta e impaurita, mai una foto di uno scafista. Gli aiuti che arrivano ai terroristi vengono spesi per addestrare bambini soldati ancora mai visti, perché solo quelli di Gaza è di moda guardare. Quei bambini siriani c'è troppa distanza, abbandonati, dimenticati come gli orsi polari. Poveri sì, ma con poca importanza, non muovono giri milionari. Sfruttando l'immagine degli innocenti, continua gli slogan nel mio disprezzo. Guardate i bambini, comprate i bambini. Se sono già morti sono a metà prezzo. Non voglio bambini da fotografare o inventare con la intelligenza artificiale di qualità ottime e gli occhi aprirò solo per guardare le foto dei carnefici, non più delle vittime.
cardiologia. Il mio cuore ancora impazza ad ogni emozione. Un'età saggia dovrebbe assaggiare la pace del cuore. Il mio tempo di pace ancora non giunge, remoto. Non riesce il cuore a riposare sui ricordi che graffiano la pelle più fragile e sottile. Fiamme indomite lo spingono su e giù, come un'altalena affannata. Ogni compleanno attendo, invano, stremata, la pace del cuore. Allora, la mia poesia nasce, diciamo, dall'osservazione, dall'incontro con l'altro, con chi casualmente mi trovo davanti e spesso il mio sguardo si posa sulle persone anziane, sole, quelle persone che hanno già avuto una vita e ora ne hanno un'altra. E non capiscono perché è diventata così misera la vita che hanno. A volte mi fermo anche a parlare con certe persone e se provo a chiedere perché sono così stanche, fragili, loro lo negano perché è qualcosa che ormai è diventata la loro vita. I figli se ne sono andati e spesso per parlare con qualcuno si siedono, sempre al solito posto, si sorridono. Ieri non l'hai visto, il giorno dopo le saluti, il giorno successivo attendono il tuo saluto e lo ricambiano. E quindi è questa familiarità che nasce. E le poesie che ho letto prima, una era in prosa, era la poesia di un ricordo di quando ero bambina, che però i ricordi si riaccendono, a volte basta vedere una fiamma, qualcosa ti fa tornare indietro con la memoria, ecco, è basta vedere quella vecchietta seduta o quell'altra vecchietta abbandonata lì sempre al solito posto, tutte le mattine a scuola seduta e tu le passi davanti e alla fine cerca il tuo saluto e ti guarda finché non la saluti, diventa quasi la tua quotidianità. E poi ti ricordi anche che tu hai avuto altre vite, quindi l'infanzia, quella del lavoro, quella della oggi non la più. Oggi fai delle passeggiate, è un'altra cosa. Hai perduto delle persone per strada, le hai perdute, ma sono sempre con te, quindi ogni tanto riaffiorano e riaffiorano anche negli occhi degli altri. Una notte lontana. Ti ho lasciato andare una notte lontana, quando il bosco ha vibrato nel vento. Sei apparsa, nell'abbraccio di limpida luce in candida veste, soave, adagiata tra le fronde. Il tuo volto sereno e senza rughe mi ha guardato senza tenermi negli occhi, sussurrando carezze sulle onde, mosse dalle foglie fragorose. Non preoccuparti, tutto andrà bene, mi hai detto. Solo queste calme parole. Poi, mite, leggero, un sorriso. Ti ho lasciato andare una notte lontana, nel buio profondo del bosco. L'esterno.
Da tempo immemore l'uomo studia come curare le sue ferite, come guarire la sua salute e ai danni del corpo a volte rimedia. Il mal di schiena, il mal di testa, il mal di stomaco, nausea o vomito. Inventano cure per il male insolito. Se è giusta la cura, il dolore s'arresta. Ricordo nonna alle mie spalle. La corsa era atroce per evitare che nonna l'alcol potesse lanciare nelle ferite sulla mia pelle. Ricordo le lastre, i vaccini, i dottori, termometri, febbre, fiale e pasticche, il sangue, i cerotti, ferite pazzesche, il gesto, la gamba, i 1000 dolori. E come me, più di 1000 persone sono stati educati alla cura del corpo, cuore, polmone, a volte anche il cardio, come una santissima religione. Ma andando avanti, spesso succede di avvertire con strano stupore, quando pensavi finisse il dolore, del male che l'occhio non sa e non vede. Di medicine fa indigestione e prendi tutto a regola d'arte, ma quel dolore proprio non parte. Nessuno sa darti una spiegazione. In ogni posto c'è una credenza. Colmi e ricolmi sono scaffali, reggono dorati medicinali o la cassetta dell'emergenza. Ma le ferite che strappano l'anima, le più bastarde da sopportare, quelle nessuno le sa curare, e a galla risale il triste patema. Affannati curiamo solo l'esterno, senza indagare il nostro profondo. Soffriamo sempre per colpa del mondo, ma è nel nostro interno che vive l'inferno. Il corpo fragile di amore. Perché non riusciamo ad amarci? Forse i tanti anni pesano come pietra sul corpo fragile di amore. Disegnano linee spezzate da luce intermittente. Gridano l'assoluto, nascosto in un risveglio incagliato sul cuscino. Cercano incantesimi in terre straniere. Trovano esile di riparo da qualche antica solitudine. Vegliano la notte il fragore del silenzio. Parlano ogni giorno di mondi ormai perduti. Forse i tanti anni pesano come pietra sul corpo fragile di amore. Sulla strada interrotta. L'ombra di 3 corpi nello scirocco sfiorava un insolito campo di viole, cavalcando l'ultimo sole della confusa dorata stagione. 10 passi sull'asfalto e nel fango calpestavano ciottoli sparsi, scricchiolando nell'aria sfinita dalle grida sussurrate dal bosco. Un breve abbaiare dai giardini delle ultime case salutava il saltellante rumore, sperdendo il suono nelle gonfie acque del fiume sotto la verde coperta irrequiete. Il rancore notturno svanito nel cielo lasciava un fascio di nuvole bianche, imponendo alla terra profonda di sottrarre la luce del mare. A valle, alte pale nel ridente mattino macinavano i colori della luce del vento, gettando l'ombra sulla macchia di olivi di vorticose lancette, inseguite dal tempo. 6 passi vibrano sulla strada interrotta, tra ricci di castagne e fichi d'India e foglie sfinite. Seguono orme lasciate nel fango che in 2 giorni il sole ha già cancellato. Una calda luce taglia la macchia. Un soave cinguettio si leva dagli alberi in ombra,
ulula il bosco, è l'ora che le fiamme trasformano il genere. La poesia che leggerò adesso è stata fatta a ritorno di un viaggio, capirete quale subito. Questa poesia la leggo per ricordare un po' a tutti un po' il passato, che sperando che non si ricreano le condizioni che ci sono state nel passato, ma purtroppo sono state già create e sono già tornate. Questo è una poesia che vorrebbe ricordare un po' a tutti, ma proprio a tutti, insomma, gli estremismi non servono a nulla. Il topo e l'ebreo. Con gli occhi infossati sul viso scarnito, osservi quel topo che tutta la notte, annusa curioso il tuo corpo sfinito, cammina in silenzio sulle tue ossa rotte. Amico, cos'è questo odore tremendo? Chiede il topino sull'urido letto. Qualcuno qui dentro, lo so, sta morendo, ma senti una voce, un eco dal tetto e pensi. Sto male, ad alzarmi non riesco. La radio rimbomba la messa serale. Perfino Gesù ha imparato il tedesco. Ricorda che ad Auschwitz oggi è Natale. Fuori c'è l'albero coi rami addobbati, dice il topino coi lagrimoni, colmo di cadaveri nudi e ammassati. Parenti ebrei, i vostri doni. Non è una follia del tempo d'adesso, squittisce il topino abbassando lo sguardo. Da secoli è detto, l'ebreo va represso, è una minaccia, un vile, un bastardo. E in questo campo c'è il risultato del tempo che ha inciso l'assurda menzogna, l'odiosa ignoranza di chi ci ha creduto, che odiare è un diritto senza vergogna. Allora, questa che sto per leggere è una delle, per me, poche poesie in versi, in decasillabi, sono con le rime baciate a B, a B, a B. Diciamo che non è un ambito nel quale mi esprimo normalmente, però è stato un esperimento che mi è piaciuto ed è dedicata ad una mia cara amica. Si chiama Attesa. Giornata arrugginita e scricchiolante, pensieri su se stessi arrotolati come fanghiglia che pioggia abbondante trascina a caso sugli acciottolati. Il mare è nero, una carta carbone, madide sfoglie di piombo sovrapposte, che il fuoco ammorbidisce appena verso Orione. Così la sabbia umida disegna le sue coste. Mi giunge la tua voce sfaccettata, dolente e fiera regina di cuori, amica d'una vita ormai asciugata, accogli il tramestio del cuore e lo colori. Senza corona hai conquistato il regno, i miei pensieri si fanno più chiari, incedo verso te e ridisegno dell'esistenza mia i corollari. Allora, queste ultime due poesie sono più intimiste, mi rivolgo a me.
la mia anima. Mi osservo mentre mi muovo lenta nel silenzio. Mi sento come un fiore bagnato, colpito da uno schiaffo del vento, come un'anima spoglia tra la folla che annega umiliata. Mi osservo mentre mi muovo, ferma nel suo sguardo. Mi sento come un folle pensiero acceso da un faro abissato, come un'anima eterna tra la roccia che vaga legata. Mi osservo mentre mi muovo svelta nel presente. Mi sento come un cielo graffiato, guardato da troppo lontano, come un'anima persa tra l'abbaglio che corre velata. Mi osservo mentre mi muovo invisibile nella vita di altri. Mi sento come il rintocco di un tempo scoccato tra le mie braccia, come un'anima libera tra le stelle che scompare ammirata. L'appuntamento. La canzone delle parole. E mi accorgo senza un perché che sta scadendo la mia identità. Nei succhi gastrici dentro di me risale l'acidità. Arrivo alla circoscrizione, ci metto poco, solo un momento, e l'impiegata dice: ma che non ha preso l'appuntamento? Mi frugo le carte dentro la borsa, mentre sorseggio il bar. Quando mi accorgo, sta per scadere il passaporto. Corro veloce, dritta in questura, con le mani, sarà in un momento. La guardia dice: beh, che non l'ha preso l'appuntamento. Tento di parlare come figlio, in silenzio. Mi guarda sgomento, si gira e mi chiede: che non l'hai preso l'appuntamento? Oggi non facciamo niente, non paghiamo più impiegati, persone, dobbiamo solo prendere appuntamenti per dialogare con qualcuno. Allora, questa è una poesia molto lunga, una poesia più lunga. Si chiama My Life, descrive una vita, la vita di una donna della mia generazione, nelle mie condizioni più o meno anche esistenziali, insomma, no? Può essere, ci si possono riconoscere molti. È una giornata, un ultimo sguardo diretto allo specchio, poi dentro la metro, calcata, banchi portone, tardati, percorri le scale ufficiali e loro ti attendono lì, ti chiedono come, ti chiedono quando. Troppo calda è la stanza, dovresti pensare, magari dell'acqua, ma loro continuano a chiedere ancora. Per Dio, non riescono a fare nulla sempre da soli. Ma sei tu il loro capo. Tu devi placare le loro incertezze. Tu devi rispondere al mondo di fuori. Ma dentro rimani per sempre ragazza. Ancora ricordi l'amore sui prati, il cuore che balza, l'acerbo dolore, le luci di sera, le lotte di idee. Ma sei tu il loro capo. Tu devi placare le loro incertezze. È già quasi buio, neppure hai il tempo di avere pensieri, neppure hai il tempo di sentire il tuo tempo trascorso. Ti aspettano a casa. Sei madre, sei moglie, sei figlia di gente ormai vecchia, sei tanto per loro. E mentre li guardi e sorridi, sei come una spiaggia di sabbia schiacciata che pure rimanda quegli ori di vita.
ti senti leggera, non provi stanchezza. Poi, d'un tratto, la vita insidiosa scompiglia i birilli che crollano al suolo con tonfi, piegano lenti, una goccia per volta, e tutto scompare. Rimani tu sola, padrona del tempo che intanto declina, e lunghi diventano i giorni, infiniti i tramonti, lente le sere, gli affetti più rari. Hai solo il tuo tempo, che è sempre più vasto e più breve, e tanto difforme dal tempo che avevi, schiacciata nei ruoli vincenti di un mondo vissuto di petto. Hai anche il silenzio, ma spesso rimanda un suono stridente. Lo senti nel cuore, più forte del forte frastuono che udì nel mondo chiassoso. Abbiamo finito la nostra scelta, selezione. Allora, sono da te. No, ancora. Ancora tu? Sì, ancora una. Allora, questa ultima poesia che leggerò e vi ringrazio per essere venuti qui a seguire. Grazie della vostra presenza. E questa poesia la dedico a chi mi sta sempre vicino. Nei tuoi occhi. Riempi il mio bicchiere di neve, odorosa di miele, adagiata sulle primole gialle, prima che passi il tiepido vento. Non scaverò intorno al mio ulivo nel verde giardino coperto di giovani foglie, prima che spuntino intrepide gemme. Toglierò lo scialle di lana, profumato di terra, dalle mie spalle celate, prima che rinfreschi la fiamma. Riempi il mio bicchiere di sogni, saporosi di miele, da bere insieme alle stelle, prima che il mattino riappaia. Cercherò le radici nei lontani tramonti, seguendo l'anima volteggiare nell'alba. Guarderò nei tuoi occhi il mio volto brillare e improvviso il silenzio spegnerà la sua voce. Grazie. 9/9/2025. Giorno caldo, afoso, immobile, uguale a mille e mille ancora. Ancora romba la guerra in Medio Oriente. Sbarcano gli immigrati ancora, e parole colme di vuoto ancora balzano nei salotti degli spettatori. Ancora i portoni delle scuole attendono, giovani cresciuti di un'estate lenta e bollente. Le vie si rimpolpano di anime, di auto indaffarate a cercare stancamente un parcheggio privo di future e di rose multe. Lo stesso lavoro riprende svogliatamente, con gli stessi volti, le stesse frasi, le stesse parole, la stessa metro, lo stesso tram, la strada grigia, la stessa sera di tutte le sere arriva Paola, ma desiderosa di parlare, di sussurrare tra le rame stelle, rivelare il dolce segreto che nasconde ogni mente, ogni viso di mamma, di raccontare di quel nuovo padre in un giorno che è nuovo non è,
e l'arrivo di quel bimbo sospeso nel nulla che ancora bimbo non è. In un martedì qualunque, uno come mille, mi ritrovo innamorata ancora, un nuovo amore ancora mai provato, innamorata solo di te, che sei qui, ma ancora non ti vedo. Miracolo che non si vede immediatamente. Ma ora so che un nipote è ancora un piccolo, immenso amore costante. Abbiamo finito le nostre poesie. Sandra, Devi va di sentire. vuoi leggere una? Sì. No, vengono fuori della nostra setta. Staremo distinti. La mia poesia non è impegnata come quella. È questo. Sei stata una compagna esigente, troppo intensa, troppo presente. Ti chiamerò solo quando dai sottofondi dovrò estrarre petrolio scuro e solamente tu potrai darmi le parole, poesia. Il viaggio. Vorrei varcare ancora quella soglia incauta che porta altrove, che riconduce a me. Lì dove si lasciano certezze opache, lì dove si incontrano ombre impietose, lì dove perdersi sgomenta, ma dove perdersi rinasce. E la passione all'aria e i giorni fremono. Secondo me è una ventata ancora di positività. Si chiama Ora. C'è stato un tempo in cui la vita scivolava lieve, magica e fugace come una cometa a Ferragosto, che si perde ineluttabile nel buio, ingoiando ombre e silenzi. C'è un tempo, ora, per stupirci ancora, per accogliere le ombre e donarci quel silenzio. C'è un tempo, ora, per sognare ancora, per danzare e divenire e donarci una carezza. È tempo, ora, di lasciare andare. Noi abbiamo finito con le nostre performance. Ora se avete qualche curiosità diciamo, da assolvere o qualche cosa da dire, siamo qui. Allora, noi siamo una parte di un gruppo che si chiama la setta dei poeti stinchi senza lei, ovviamente, proprio stinchi. E ci siamo conosciuti, diciamo, facendo poesia e ci siamo ritrovati in questa serata a fare poesia. Non so se vi è piaciuta la nostra poesia e se c'è pure qualcun altro che ha qualche poesia che la vuole leggere, la può leggere, la può dire. C'è qualcuno che il signore lo vedo. Non va spiegata, ma se c'è una poesia la vuole venire a dire, la può dire, la può recitare. Però ha scritto una poesia. Ma dentro di me è un continua poesia. Ma l'ho letto sulla sua faccia che c'ha qualcosa nel cuore. Però non c'è la capacità forza. Diciamo che ha lasciato a casa il foglietto. Diciamo così, per non... Ho goduto tantissimo questo momento, grazie a voi.
Ha goduto, non complimento, grazie, ha goduto molto, cioè veramente, guarda, grazie, proprio. Sì, no, diciamo, noi temevamo che fosse un po', diciamo, difficile ascoltare a lungo. È stato molto toccante. Allora, se lei ha un'anima poetica, la deve donare a cercare deve cercare delle parole a cui affidarla quest'anima poetica. Beh, la natura non mi ha interlocutrice. La natura, e poi deve cercare delle parole a cui affidare questo sguardo, perché non c'è niente di più bello che regalare il proprio sguardo a chi pensa di non averlo o a chi l'ha spento. Perché, come dice lei, è difficile, cioè, non si possono spiegare le poesie, però si può regalare un'immagine affidata alle parole. E lei può farlo, basta trovare le parole giuste. No, loro. Cioè, no, faccio delle coincidenze, no? Perché parlare di natura, e non a caso nel mio laboratorio abbiamo fatto proprio l'antologia. Loro fanno un laboratorio di scrittura. Quindi faccio delle coincidenze alla natura quindi sono proprio queste coincidenze. La natura è una grande ispiratrice, certo. Ieri sera abbiamo avuto la fortuna di assistere a un evento, una persona che parlava dell'arte. Era solo una fotografia, però quella fotografia ci ha ispirato, non proprio la foto, con i suoi particolari, perché era ingrandita a milioni di litri, e veramente scopri un universo che noi non ci rendiamo conto di cosa vuol dire. È come ci vede Dio, a noi, come noi vediamo l'arte. Ecco, l'arte e poesia, veramente. Una cosa stupenda. Una cifra. L'arte ha cambiato. Sì, Pagarozzi l'ha lasciato. Ma guarda, anche Pagarozzi. È un entomologo, lui è appassionato di insetti. E il mondo degli insetti è affascinante, è affascinante. Anche il povero Pagarozzo, che noi un po' non lo amiamo. Non hai visto l'arte? Tutta la letteratura che guarda il Pagarozzi, questo scienziato che veniva dal nord, è venuto a Roma nel Settecento e cercando appunto un entomologo, ha cercato ha scoperto questo insetto e ha chiesto ai vicini nei dintorni del Colosseo come chiamavano. E noi il Pagarozzi abbiamo 1000 riferimenti anche ai sacerdoti che non tutti veri. E allora questo Pagarozzo scientificamente è stato, diciamo, chiamato così. Non è un termine, io pensavo che lui Pagarozzi. Scientificamente. Comunque ci avete regalato una terza. Grazie a voi, grazie a tutti che siete venuti. Vi siete emozionati. Sì. Anche questo... la ultima poesia riguarda gli eventi prossimi. Sta per diventare donna. Vabbè, io sia, però insomma, forse donna non lo so, però l'emozione penso che sia simile, perché non essendo un film, ma comunque è sempre qualcuno, una nuova vita che nasce, viene al mondo, insomma. È meraviglioso. Sì. Chiara, vuoi leggere qualcosa? No? Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo.